Ed eccomi con Marco Scuderi. Allora Marco, 8-1, risultato che parla chiaro, brutta prestazione, anche se il primo tempo sotto il profilo del possesso palla qualcosa avete creato, ma davvero poche conclusioni in porta. Ma sì, il risultato appunto parla da solo. Nel primo tempo abbiamo tenuto in passaggi, in partenza, abbiamo cercato di mettere in difficoltà. E si è notato che è una squadra preparata sul punto di vista atletico, hanno molta resistenza, velocità, sono precisi, infatti non hanno sbagliato praticamente nulla sotto porta. Poi sono stati favoriti anche dai nostri errori, moltissime palle perse a centrocampo. Infatti oggi veramente da parte vostra poca concentrazione, forse ha influito molto il fatto che già avete ottenuto la qualificazione e quindi non avete affrontato la vostra migliore prestazione. No, io penso invece che lo Zenit sia una squadra forte. Alla fine noi stiamo crescendo partita dopo partita, quindi questa sconfitta ci servirà per riflettere e per fare meglio nella prossima. Bene, ringraziamo anche Marco Scuderi per gli Steakballs. A più tardi con Real Cantalupo di Verpoli Amici del torneo Settebello. Buongiorno, si è appena conclusa la partita fra Zenit e Steakballs con il risultato di 8-1. Sono con Sergio Rigano, quest'oggi migliore in campo e autore anche di 4 gol. Un risultato che parla chiaramente, una vittoria dominata sotto ogni punto di vista. Avete dominato sotto il piano del gioco, nonostante anche l'assenza del portiere, anche se Freni non ha fatto rimpiangere. Infatti il portiere Freni, diciamo, il portiere improvvisato, è risultato un ottimo portiere. E beh, il risultato parla da solo, come ci hai detto tu. 8-1, siamo primi in classifica, guardiamo sempre avanti, testa alta, non ci facciamo indimorire da nessuno. Appunto, avete conquistato il primo posto in classifica con una giornata di anticipo. Vi presentate sicuramente alle fasi finali con ottime motivazioni, con un buon biglietto da visita. Beh, certo, le squadre giustamente pensando che sia una passeggiata per noi e ti ripeto, andiamo verso il campionato, per vincere il campionato. Soprattutto come avete giocato nelle ultime partite, ci sono sicuramente tutte le sì, no, siamo migliorati nelle ultime partite, siamo diventati più squadre, si può dire, giriamo meglio palla, poi niente, abbiamo ritrovato anche un Salvaulino, un ottimo capocannoniere, un ottimo bomb e niente, siamo qui, facciamo per la prossima partita e andiamo avanti. Ringraziamo Sergio Rigano per lo Zenit, a più tardi con Marco Scuderi per gli Steak.